quanto riguarda il trasporto scolastico dei bambini della scuola primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quindi delle scuole medie, noi abbiamo tenuto le tariffe dell'anno scorso, per cui per l'anno scolastico 23-24 non subiranno nessuna variazione. Cassugana si sfila dalla polemica sui rincari MOM, che l'opposizione definisce il primo regalo del sindaco Conte dopo la sua rielezione. Il comune nulla c'entra e per quanto è di sua diretta competenza nessun aumento. Le tariffe degli abbonamenti per il trasporto scolastico relativo a scuole elementari e medie restano invariate. Ad assicurarlo Gloria Sernagiotto, assessore alle politiche educative e pubblica istruzione. I genitori di bambini e ragazzi, secondo Sernagiotto, possono dunque stare tranquilli. L'aumento peserà però sulle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole superiori della Marca e sui cittadini che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per i loro spostamenti. Quello è un disagio che ci dispiace, che non dipende purtroppo da noi, e in questo momento quello che noi possiamo fare, dove possiamo agire, lo stiamo facendo. Ci tengo a precisare che anche i buoni pasto non subiranno variazioni, quindi le famiglie trevigiane pagheranno le stesse tariffe sia per quanto riguarda il trasporto che per quanto riguarda la mensa scolastica. Sì, perché in un momento storico in cui l'aumento di costi vede costretti gli esercenti a far lievitare i prezzi, si pone anche la problematica della quota pasto nelle mense. Con Treviso che mantiene la tariffa a 3,70 € coprendo la differenza di 1,20 € rispetto al costo reale di 4,90 €. L'amministrazione Conte vuole essere vicina alle famiglie in un momento in cui purtroppo l'aumento dei costi comporterà dei sacrifici per loro e anche per noi, perché anche il nostro bilancio è fortemente in difficoltà, però un messaggio che vogliamo dare è proprio di vicinanza alle famiglie ed è in questo senso che stiamo lavorando, cercando di mantenere il più possibile invariate le tariffe e dare un supporto concreto e reale ai genitori. L'assicurazione è che per gli esponenti di Coalizione Civica non sono sufficienti e per sabato annunciata a Porta San Tommaso a partire dalle 9 l'avvio di una raccolta firme per dire no all'aumento dei biglietti e degli abbonamenti. Riteniamo che questo incremento di tariffario sia assolutamente insostenibile sia per le tasche di studenti e lavoratori che per l'ambiente. Così la nota di Coalizione Civica.